Buonasera a tutti e bentornati a Call Center Cortesia, la rubrica per i disperati che ci chiamano da casa. Sentiamo se c'è già qualcuno in linea stasera. Pronto? Oh, sono me. Intanto non è la maniera di rispondere. Con chi sto parlando? Con chi vuoi sentire parlare? Con me, il tuo amore. È il mio amore? Sì, sono il tuo amore. Oh, per carità, il mio amore! Briciola! Amore mio! Senti che affare! E canga imparare a parlare, non che credo! Briciola, amore, dimmi! Il tuo marito, Duilio, tuo marito, il tuo amore. No, cosa mi dici? Il tuo amore, il mio amore sei canotti, cosa che te vuoi? Non ti puoi parlarmi, casa che ti va a parlare per la televisione. Ascoltami, perché non rispondevi al cellulare? Mi sono andare fino in bar e ora ti metto le chiavi di casa, sconte sotto il tappeto d'ingresso, va bene? Duilio, siamo in diretta e devi ascoltarne tutto il mondo, tesoro. Ah, ti sei in diretta? Sì. No, scusa, ora cambio posto, mi scondo sotto il vaso dei gerani qui a destra. Arre. Scusate se il bello della diretta è il brutto del matrimonio, purtroppo. Sì, ma ho segnato tutto, sì. Ascolta, mettiselo dai che ho a consegnare. No, è una telefonata importante, aspetti un attimo. per Dammi piacere. qua. Come dammi qua? No, Coco, ti chiama dopo, Ma no, d'accordo? ma no, D'accordo, te ciao. ma mi serve il telefono, ma guarda che roba, ma lei è veramente un arrogante. Come Sì, si Timore, permette? date una calmata, te Mi- come sei mandosso. E No. non manco arroganza. Sì, però- Stai alzando il tono della voce. Non puoi neanche a parlare. Senti, Timore, non sai che il gatto fa male perché sei comunista. Ma cosa c'entra? Senti, mi dia la busta e vada via. Perché sei pratico del cellulare. Sì. E ora fa una roba, ti te fa un selfie, dopo ti stampi a foto e puh, ti che spui sola. Ma non le sembra di essere un po' esagerato? Sì, forse ti hai ragione. Oh. Scusa. Assa starde a stampa. Eh. Spua direttamente sul telefono. Puh. E a busta.